Hola chicos, secondo laboratorio di cucina con Sasiana e Claudia Pirina. Come avevamo anticipato, oggi parleremo della fregola. Fregola assata o fregula? No, della fregola. Fregola è italianizzato il nome, quindi usiamo il termine giusto perché ci sgridano. Partiamo Fregola. con il termine giusto, Sì, fregula sarda, sì. una pasta molto antica, tipica della Sardegna, ma forse ha un'origine anche Ah, vogliamo parlare del... Sì, allora... mediterranea, Sì, possiamo mediterranea. Allora, diciamo che i cenni storici, diamo delle cose, perché io non sono un enogastronomo, ma qualche cosa la posso dire. Insomma, si dice che proviene sicuramente in scambi commerciali dei Fenici. Si dice invece che la pasta potrebbe essere nata qua in Sardegna, oppure un'influenza dal couscous. Anche se a me piace pensare che invece sia tutta nostra, perché per altri prodotti poi abbiamo scoperto che, come il vermentino, no? E quindi è nostra. anche questo, una fiaba, una favola Sì. che ci mantiene nel mistero Sì. e soprattutto molto semplice perché ci vogliono 3 ingredienti. Sì, è vero. C'è anche con noi l'assessore Sabrina Serra, che si è dimostrata un'ottima cuoca e quindi... L'ultima aiutante forse. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, adelante con la fregola. Grazie Nivia, ciao Claudia. Allora, Nivia, Eccoci qua. Nivia ha detto 3 ingredienti, effettivamente molto semplice. C'è la semola, in questo caso grano duro. Bene. Abbiamo usato la scorsa volta la rimacinata, questa è invece la farina di semola di grano duro. Abbiamo bisogno dell'acqua e del sale. In teoria la fregola si può fare in 3 modi. Uno è semola, acqua e sale, molto semplice. Fregola, acqua, sale e dove l'ho messa? Aiuto. E Abbiamo perso qualcosa. lo zafferano, ho perso la bustina dello zafferano. Ah, è vero, era qui ora. Scusate, ma ce n'è un'altra, tanto non c'è problema. Eccola qua, scusate, ma è piccolina e non si vedeva. Quindi io nell'acqua metto lo zafferano, che poi in fase di tostatura gli dà proprio il caratteristico colore dello zafferano, e il sale. E questo è quello che ci serve. Qui vediamo 3 grani Sì. diversi, quindi Sì. dalla più grossa alla più sottile, con degli utilizzi differenti e Certo, diversi. la pastina quella piccolina si usava In brodo principalmente, giusto? anche per i bambini, Per i la bambini, usavano molto per i certo. bambini. Poi la media la puoi usare a seconda di quello che ti piace. Certo. Io generalmente le mischio, la media e la grande, tutte insieme, e la uso sia come come se stessi facendo un risotto, si può Sì, usare. esatto, il risottato un pochettino Oppure- più brodosa. Esatto, oppure quindi carne, pesce, quello che desideri, o verdure. Si può fare anche l'insalata, perché tu basta che gli fermi la Certo. cottura, la metti sotto l'acqua fredda. Sì. Come un riso freddo invece facciamo una Esatto, fregola buonissima, fredda, certo. provatela. E l'altro modo invece è in brodo. Bene. Se vogliamo esagerare, brodo di pecora. Per i palati un po' più esigenti e forti. Sì. Beh, il brodo di pecora comunque è un brodo molto tipico di tutta la Allora, tradizione certo, sarda. certo. Per iniziare abbiamo bisogno di uno starter, così si dice, che praticamente non è altro che quello che mi avanza dalla pastina più piccola. Però, siccome stiamo insegnando e quindi non ce l'avranno lo starter, Certo. che cosa devono acquistare? Comprano la farina, quella più grossa, c'è una Ok. farina che è proprio grossa, quindi la Sempre di prendono, grano duro. sempre di grano duro, la usano quella come starter. Ok. Io ho la fortuna di averla È sempre. come una pasta madre alla fine, Diciamo più o di meno. sì, Dal perché- via. Dal via. Quindi ne metto un po', vedi che lascio anche Certo, un di farina. po' di farina. E questa è. Allora, cosa ci serve? La farina vicino. Io amo farla seduta, ma in questo caso ve la faccio vedere così. Usiamo un cucchiaio per iniziare, e mettiamone poca, perché
Deve prendere. Eh sì, poi se uno non ha la dimestichezza, Certo. se no non riesce, cioè è un po' così. Quindi io metto un po'. E questi sono i movimenti che si fanno. Come vedete che prende l'acqua, diventa umida. Quando io la sento che è umida sufficiente, ecco cosa uso, le parti polpastrelli. I polpastrelli. Io un po', non dico che non presso, però accompagno in modo Certo. che si forma. Gira, gira. E così, continuiamo. Almeno la facciamo un pochino crescere. La grana, cioè l'essere più grossa o più fina, da che cosa viene dato? Allora, dalle mani, cioè io più la lavoro, più gli metto acqua. Sì. Se la voglio far crescere gli metto l'acqua, se Ok. la voglio bloccare gli metto la farina. Ok, Quindi molto, vedi che sta già. sì. Poi se ti ricordi abbiamo fatto parte di una Esatto, manifestazione volevo dirlo io stamattina molto questo, sì. bellina. È un che- altro progetto dell'assessorato alla pubblica istruzione Sì, che di abbiamo Dario. fatto con Dario Maiore, quindi con Sì. l'associazione Insula Felix, dove Esatto. abbiamo coinvolto Eh, i cittadini del mondo che sono a Olbia, perché Olbia comunque è una città multietnica Certo. dove sono state accolte tante etnie, quindi dove vivono cittadini provenienti da tante nazioni, e quindi abbiamo fatto un progetto proprio cittadini del mondo. Con i ragazzi delle nostre scuole superiori abbiamo realizzato un'applicazione e quindi abbiamo visto quanti cittadini stranieri sono presenti nella nostra città, e insieme a Claudia l'estate scorsa sì, abbiamo portato avanti proprio un progetto sulla cucina del mondo, quindi abbiamo fatto il couscous, abbiamo abbiamo visto anche Sì, i sì. piatti, Le panade con le empanadas, esatto, quei abbiamo piatti messo- stranieri che sì. però somigliano a Sì. dei piatti nostri della nostra tradizione, quindi il couscous con la fregola, le formagelle, sì. sì. Quindi abbiamo, anche lì c'è un'applicazione Sì. che potete comunque visualizzare, Vedi? molto bellina. Vedi che sta già crescendo? Cresce, sì, Diciamo mano a che mano il grano vedi? diventa più grosso, sì, Più la grana grosso. diventa Sì, più grossa. ma è proprio diciamo che è l'acqua che me la fa crescere. Ah, ecco, un'altra cosa. La signora che me l'ha insegnato, Sì? se io la volessi fare più ricca questa pasta, Sì. ma si faceva solo nelle feste, aggiungo un uovo. Aggiungo un uovo, lo sbatto e lo metto così come sto mettendo questo. Quindi se in occasione perché Il sale nell'acqua si scioglie, il giusto? sale nell'acqua, sì. Ok, Ma hai visto ne certo, ho messo poco. anche perché poi il condimento comunque la insaporisce. Vabbè. Da noi tendenzialmente si fa un po' di più col pesce. Allora, io non so Al se sugo nelle di tue pesce. zone la fregola la conoscevate. Cioè, Perché noi la io mangiamo lo stesso, Vero? sì, sì, però sempre principalmente col pesce. col pesce. Da me si fa un po' più brodosa, non in brodo, però un sugo di pesce allungato, Sì, diciamo sì. così, non troppo tirata, non al risotto, ecco. Allora, posso raccontare la storia di chi mi ha donato questa Certo, devi, ricetta? anzi, a noi ci fa piacere sentire. Se piango, fazzoletto, Abbiamo i fazzolettini. perché adesso vi faccio piangere. Allora, anni e anni fa, durante una manifestazione, io vedo questa signora che stava facendo la fregola, rimango incantata e lei mi dice: amore mio, vieni, siediti, dai, vieni vicino a zia. Sì, aspetta, metti, vicino a zia. E mi sono seduta con lei, sono rimasta talmente incantata da questo movimento circolare che comunque incanta. Almeno a me. Certo. E cosa? E lei mi ha preso la mano e mi ha fatto vedere il movimento che dovevo fare. E lì io sono rimasta tutta la sera con lei a sfregolare. Dove eri? La verità ero a Oshan, in una manifestazione a Oshan, sì, tra parentesi organizzata, quando ancora lavoravo con l'agenzia, purtroppo in questo periodo, da un anno che è chiusa. Molte attività sono ferme, comprese le attività lasciamo- per i bambini, purtroppo. Esatto. Che poi alla fine chi ne ha E sofferto di più quindi sono proprio loro. alla fine, la sera, lei stava andando via, mi chiama e mi dice: Claudia,
guarda, io non ho nessuno a cui tramandare la fregola, nessuno la vuole imparare e ti regalo le mie cose. Guarda, io ho il suo cesto che è antico, questo è suo. Si vede che insomma, Il passino sì, è suo e questa è sua. Quindi cavolo, posso bellissimo. immaginare e immagino quando la faccio che sia lei a prendermi la mano e a farmela fare. È bellissimo. Le brillano gli occhi. Sì, 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 sì. Si Ma vede, molte- Claudia, l'amore e la passione che metti nel preparare No, ma guarda, qualunque cosa. Poi noi ti vediamo spesso anche sui social, soprattutto in questo periodo di lockdown, ci per hai forza. deliziato con i tuoi manicaretti. Devo dire che fa anche dei dolci tipici del carnevale molto molto buoni. Sì, però diciamo che le mie ricette sono legate molto a delle persone, giustamente. Certo. Le origliette, per esempio, me le hanno donate. Qui non Cioè- possiamo cucinare perché altrimenti avremmo fatto qualche cosa di più. Poi comunque Di nel pronto. ricettario, Sabri, Sì. ecco, se la vai a cercare, Sì. c'è proprio la ricetta della fregola, Bene. di come poi condirla, che poi guarda è già fatta, la vedi? Adesso questa, se la vogliamo piccola, Eccola qua. Addirittura abbiamo la fregola con le arselle, che è uno dei piatti maggiormente certo. e più popolari, diciamo così. Ecco, questo è l'altro movimento che si deve fare, vedi? Vedi che ci sono già le perline? Certo. Una volta che hai finito di girare, Eh sì, ogni tanto gli fai così, poi può capitare di uscirti qualcuno un pochino più. sai, ieri stavo parlando con un dirigente scolastico al telefono e mi ha detto, assessore, Micozzi mi ha mandato il suo video mentre faceva i ravioli e gli gnocchetti. E io gli ho detto, ma perché non facciamo una puntata con i dirigenti scolastici e li mettiamo a cucinare? Non so se saranno tutti d'accordo, adesso lancio questa sfida, ma noi glielo potremmo proporre, vero Claudia? Ci divertiamo, guarda, E lei mi ha detto, io al massimo posso versarvi un po' d'acqua perché io proprio non cucino, non faccio neanche l'uovo fritto. abbiamo avuto anche degli inviti in certi ristoranti di Olbia, con i ristoranti di Olbia, ci hanno detto se portate i ravioli galluresi certo. io metto il vino. Bene. Però Sabri, non so se lui sa che noi siamo sommelier e se noi scegliamo il vino un po'. Vorremmo anche un vino, forse non le conveniva mettere i ravioli. Secondo me sì. Giusto. Perché guarda, io non pensavo, ma per esempio dei miei vicini di casa mi hanno fermato per chiedermi la ricetta. Sì, c'è stato un grande Volevano, seguito. allora, l'Uni3 voleva venire qua in presenza, purtroppo non è possibile. Perché? Però può essere un modo per lanciare una nuova iniziativa non appena potremmo riprendere a fare le cose in presenza, quindi sia appunto Mi hanno, con l'Uni3. mi hanno anzi- richiesto 4 libri Bene. perché vogliono comprarli e regalarli. Bene, Sì, siamo contenti. Ringraziamo anche l'ASPO che ha partecipato Sì, ci aveva dato i pulmini, ti ricordi? al progetto, sì. Sì, aveva dato i pulmini ai bambini Perché abbiamo portato comunque i bambini in agriturismo, li abbiamo portati In panificio. nel panificio, si sono comunque, insomma, Sopra- il una- progetto non si è svolto solo No. a scuola, ma siamo Una usciti. cosa bella è andare a vedere le nostre cozze. Quindi Siamo andati allo stabulario, stabulario. sì. Ma infatti quando vado a scuola a ritirare i bambini, tutti si ricordano, anche quelli delle medie mi salutano, che sai quando sono grandetti, un po'. Diciamo che la vocazione dell'associazione Saianas è proprio quella di proporre dei progetti dedicati ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, perché abbiamo fatto anche dei diversi progetti all'interno delle scuole superiori. Per esempio il bellissimo progetto Bere Bene, Bere Responsabilmente, Sì. che non condanna assolutamente un bicchiere di vino, ma anzi bisogna imparare a bere. Lì perché- l'abbiamo fatto sia alle, Esatto. alle superiori con i ragazzi diciottenni Sì. che all'università. Sì. E poi bisogna anche magari trovare nel vino quella che può essere la propria vocazione professionale. Siamo Qui andati nelle potremo vigne. continuare quanto uno desidera, farla più grossa, ma già vedi, guarda che bella. Direi che è pronta per essere Allora, cucinata. adesso questa io la metto, allora, in origine si metteva nel forno Ok, a tostare, a giusto? tostare. Io giustamente il forno non ce l'ho, a Sì. casa abbiamo il forno di casa, quello a legna intendevo Ok. io. Il forno di casa lo metto in una placca
lo stendo, Sì. la stendo così, 150 gradi e come ti posso dire, un quarto d'ora? Ogni tanto la giro. Ecco, come vi accorgete Quindi comunque al calore del forno, Sì. non all'aria o al No, sole, no, no, il calore come del si fa forno. per l'altra pasta. Ok. Guarda, dura anche, vabbè, io la faccio, la consumiamo subito perché non ne faccio tantissima, ma Però dura mesi. comunque, dura tranquillamente, dura come la mesi pasta, tranquillamente. certo. Come vedete, ho fatto delle piccole confezioni con i bambini mi hanno regalato, abbiamo fatto questi insieme Bene. e così per metterli nei pacchettini quando regaliamo le cose sono più carini. Quindi dicevo, ecco, quando ti accorgi che è fatta, che è Sì. cotta, tu dal forno prendi una perlina, Sì. la schiacci, quando non è più gommosa, Sì. è pronta. Ah, bene. La tiri fuori, la lasci freddare Una pasta essiccata. e la metti in un contenitore, certo, in Io- una bustina. un contenitore. Poi a piacere la tostatura. C'è chi gli piace solo gialla, che è soltanto lo zafferano. Oppure io questa volta l'ho fatta più tostata perché è bello vedere i due colori e poi quando la mangi è diverso il sapore. Devo che dire hai. che si vede che è una fregola artigianale perché tendenzialmente quella che compriamo è un pochettino più... No, quella che compriamo è fatta con una macchina. Esatto, no, perché i grani sono tutti Sì. della stessa misura. Sì. Invece, È ma fatta- c'è anche in vendita quella più... Sì, c'è anche quella fatta a mano. proprio ci si rende conto se è artigianale o no, proprio insomma dalla grandezza dei grani, perché se Certo. sono tutti uguali è impossibile che una mano possa fare i grani tutti uguali. No, ma usano queste trafile in bronzo dove praticamente fanno degli spaghetti e poi vengono tagliati. Poi viene mosso un pochino Più o per meno. dargli un pochino di Arrotondata, giusto? però non ce la fanno perché Ma non è no. assolutamente la stessa cosa. Ma infatti- l'irregolarità della mano sicuramente. E questa è la fregola. Allora, abbiamo detto anche la ricetta. Quindi vediamo l'appuntamento. Allora, io magari ripetiamo proprio Sì. la ricetta per arrivare... Della sì. fregola, dici? Tanto Matteo ce la proietta anche... Allora, la fregola, diciamo che nel ricettario c'è la ricetta della fregola della fregola col pronta. condimento, Ok, giusto? uno- Ridici questa qua. Uno può anche comprarla, no? Certo, Compra e la poi fregola e fa prepara. la ricetta, mentre noi abbiamo voluto far vedere che è una cosa che si può fare tranquillamente. Ok. Quindi Anche usiamo abbastanza velocemente, Ma sì. direi, giusto? quindi una semola, acqua, sale, zafferano. Io Lo metto zafferano, chi vuole, Sì. è opzionale. Però guarda, gli dà Però un gusto, sicuramente dà un gusto, sì, gli sì, dà un sì. gusto particolare, a parte guarda il colore. E tanto amore nell'accompagnare la farina con l'acqua e nella creazione di queste perle Sì. dorate. Esatto. Nivia, vieni tra noi. Io saluto. Sei incantata. Incantata dal Incantata. lavoro e Grazie. dalla storia. Grazie. Veramente, grazie ancora. Abbiamo un altro appuntamento e chissà anche questa bellissima idea di unire con l'Uni3 un futuro progetto che sarebbe veramente auspicabile poter collaborare anche con le nonne. Sì. Esatto. Grazie, Ci vediamo la prossima settimana. con una sorpresa. Con una sorpresa. Bene, ciao a tutti, grazie. Ciao.